C'è un comune denominatore di tutte le notizie che ogni giorno troviamo sui giornali in Sardegna, ossia che la sanità ha sempre un problema, che sia a Sassari, che sia a Cagliari, che sia a Nuoro, Oristano, c'è sempre un luogo della Sardegna dove almeno per un giorno c'è un problema di sanità, legato al ridimensionamento del personale medico, alle strutture che non sono in grado di sostenere un elevato numero di pazienti o che sono semplicemente vecchie e andrebbero quindi ristrutturate. Ecco, se vogliamo mettere in fila tutte le notizie che ogni giorno troviamo appunto sulla sanità, ne viene fuori un quadro veramente impietoso, ed è per questo anche che tra le priorità del governo regionale è stato indicato nei giorni scorsi, ve l'abbiamo raccontato anche all'interno di questo podcast, che la sanità sarà il prossimo tema da affrontare a livello regionale. Oggi ad esempio, pagina 34 sull'Unione Sarda, in cronaca di Sulcis Iglesiente, Adriano Se ci racconta della minaccia di sciopero da parte degli operatori sanitari degli ospedali sia di Iglesias che di Carbonia nel caso in cui non venga posticipata l'attivazione delle centrali operative territoriali, perché fondamentalmente mancano i medici, mancano le persone che siano in grado di garantire un servizio efficiente, e quindi si è chiesto uno stop all'apertura di questa nuova struttura, a meno che appunto non vengano assunti nuovi medici, perché i sindacati lamentano che si è in difetto di 60 medici tra gli ospedali di Carbonia e Iglesias e altrettanti infermieri, 30 operatori sociosanitari, e quindi, raccontano sempre i sindacati, non si può in questo momento privare di ulteriore personale dei reparti che salvano le vite e aumenterebbero le criticità, perché ovviamente si tratterebbe di trasferire le persone dagli ospedali già di Carbonia e Iglesias sino alle centrali operative territoriali. Tutto questo mentre ancora negli ospedali del Sulcis traumatologia rimane ancora chiusa e di conseguenza aumentano i disagi. E come detto, se nel sud ci sono dei problemi, non è che il nord se la passi meglio. Sulla Nuova Sardegna, pagina 24 in cronaca di Olbia, Stefano Porro parla della sospensione delle ecografie all'ospedale di Olbia e dello slittamento delle TAC in programma a fine dell'anno. Questo perché le prestazioni sono state drasticamente ridotte a causa della mancanza di personale nel reparto di radiologia. Inoltre è appunto, come detto, un problema di strutture oltre che di risorse umane. Infatti il mammografo ad esempio è rotto e non si sa ancora quando verrà riparato, e sono stati dunque rinviati anche in questo caso tutti gli appuntamenti fissati. E purtroppo in Gallura non è soltanto Giovanni Paolo II di Olbia ad essere in difficoltà, anche alla Maddalena, unendo anche le difficoltà strutturali di vivere in una piccola isola, si sommano al fatto che all'ospedale gli specialisti Olbia, che prima andavano in trasferta tutti i giorni, racconta Puorro nel suo articolo, domenica compresa, adesso possono farlo soltanto saltuariamente. Di conseguenza gli esami diagnostici al Polo Merlo hanno subito una drastica riduzione, e la stessa cosa si può dire anche al Polo Dettori di Tempio, con il personale della radiologia che lavora in grave difficoltà. E a questo potremmo anche aggiungere quanto invece viene raccontato da Giovanna Pittalis, pagina 7 sull'Unione Sarda, per quanto riguarda la situazione del Bruzzu e dei trapiantati, con l'ospedale cagliaritano che si trova in grave sofferenza e non riesce a far fronte a tutte le richieste dei trapiantati. E poi ad esempio l'ospedale San Francesco di Nuoro, dove non esiste più il reparto di nefrologia e l'ambulatorio per i controlli post trapianto, racconta Pittalis, non è mai stato aperto, anzi il documento ufficiale firmato è sparito dalla circolazione. Ecco, queste sono alcuni dei piccoli casi che troviamo soltanto sui giornali di oggi, non ho preso nessuna edizione dei giorni passati. Ecco, vedere tutti questi disservizi uno in fila all'altro fa sicuramente impressione e fa paura, nel senso che ovviamente se una persona si ammala ha la speranza di riuscire ad essere curata nel migliore dei modi, cosa che purtroppo alle volte spesso non accade, non sicuramente per inefficienza del personale medico, ma quanto perché purtroppo le strutture sono quello che sono e i medici sono ridotti all'osso e devono sostenere dei turni massacranti. Questo è il quadro purtroppo della sanità in Sardegna. Non ci sono tante riflessioni da fare se non appunto raccontarle e chiedere alla politica e alle persone che gestiscono la sanità di trovare una soluzione a problemi importanti come questo. Io sono Alessandro Mano e oggi vi do il quadro d'insieme di venerdì 14 giugno. Buongiorno a tutti e tutte voi
ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno vi racconta le principali notizie dai giornali regionali. E grande spazio sui quotidiani online e anche sulla Nuova Sardegna viene dato a quella che è stata la nostra apertura di ieri, ossia della turista che, in barba alle regole che ci sono all'interno della spiaggia di Budelli, ossia il divieto di avvicinarsi appunto alla spiaggia per preservare lo stato della sabbia, è comunque sbarcata nella piccola isola dell'arcipelago della Maddalena e ha postato tutto quanto sul suo profilo Instagram, una situazione che però viene ripetuta più volte anche da altri turisti. Lo racconta oggi Serena Lullia, pagina 2 sulla Nuova Sardegna, come detto, intervistando Fabrizio Madeddu, che è il commissario capo del servizio investigativo dell'ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale, che si occupa appunto di monitorare i comportamenti dei turisti sia sulle spiagge sia ovviamente nelle aree interne e di fare sì che le regole di tutela dell'ambiente vengano rispettate. Questa cosa ovviamente, spiega Madeddu, con l'arrivo dell'estate è molto difficile perché aumenta la mole di turisti e molto spesso anche indisciplinati che arrivano per la prima volta in Sardegna e che non sanno effettivamente comportarsi e quali sono anche le restrizioni soprattutto in molte zone dell'isola. Tra le infrazioni più frequenti, racconta sempre Madeddu, c'è ovviamente quello del furto di sabbia e di conchiglie, che subisce un drastico aumento nei mesi estivi ma che ha una sua costante durante tutto il corso dell'anno. Come raccontato anche nel boxino a pagina 3 sulla Nuova Sardegna, la bagnante che, come detto, era sbarcata a Budelli è stata multata con una sanzione di 300 euro. Però ecco, non bisogna sempre arrivare a dover per forza multare, bisognerebbe sicuramente operare delle campagne di sensibilizzazione che spieghino che in Sardegna certi atteggiamenti non si dovrebbero fare. Questo perché dare per scontato il buon senso alle volte sicuramente non basta, e il fatto di aver deciso di aprire l'isola a un turismo di massa con persone anche che vengono in Sardegna soltanto per una stagione e che non vengono abitudinariamente in Sardegna tanto da conoscerla appunto quasi come le loro tasche, provoca appunto situazioni di questo tipo, con turisti che vengono da varie parti del mondo che non sanno comportarsi e creano appunto danno all'ecosistema dell'isola. Ecco, forse non servirà a molto per oggi. La Nuova Sardegna ha fatto un elenco di tutte le regole che devono essere osservate all'interno delle spiagge, utile da sapere sia per chi in Sardegna ci vive ma anche per le persone che magari chiedono informazioni sulle spiagge dell'isola. Ecco, si farebbe bene anche a ricordare quali sono i divieti da dover osservare. Andiamo anche sull'apertura dell'Unione Sarda, pagina 2 e pagina 3 negli articoli. Negli articoli a firma di Matteo Vercelli, Maurizio Pilloni e Letizia De Montis, che raccontano dell'ennesima tragedia sulle strade della Sardegna, una tragedia duplice perché sono morti a poche ore di distanza Cinzia Vacca di 40 anni sulla 196 e Stefano Sias, operaio originario di Bonorva, che si trovava sulla 195 sulla 4 corsie in direzione della Saras. Nell'incidente che ha coinvolto Cinzia Vacca ancora non è chiara quale sia stata la causa che ha portato a uno schianto contro un pilone di cemento. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Villasor, nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente e probabilmente la quarantenne di Villacedro, leggo dell'articolo a firma di Pilloni e di De Montis, era l'unica a percorrere quel tratto di strada in quel momento. La vettura accartocciata è stata trovata soltanto alle 6 del mattino da alcuni automobilisti di passaggio che hanno segnalato l'incidente al 118 e i sanitari hanno potuto soltanto constatare la morte di Vacca, appunto. Un malore, forse un colpo di sonno, però ecco, queste sono alcune delle ipotesi che sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Villacidro per una morte che è appunto, come detto, in questo momento è abbastanza inspiegabile. Mentre invece per quanto riguarda l'incidente avvenuto sulla 195 che ha coinvolto Stefano Sias, anche qua la dinamica è ancora da chiarire. Infatti il giovane di 31 anni stava dirigendo sul posto di lavoro alla Saras, appunto alla guida della sua moto, e si è schiantato con un autocarro che viaggiava nella stessa corsia. Ai primi rilievi la moto ha colpito la parte posteriore dell'autocarro nella corsia di sorpasso. Dopo l'impatto la moto ha preso fuoco e si è stato sbalzato lontano dal mezzo. Dopo aver sentito il colpo, l'automobilista dell'autocarro si è ovviamente prontamente fermato e ha chiamato i soccorsi vedendo la moto in fiamme, però purtroppo all'arrivo dei soccorsi il cuore di Sias aveva già smesso di battere e non c'era più niente da fare.
Ritorniamo a parlare brevemente di trasporti, precisamente qua di trasporto legato fondamentalmente all'offerta turistica, ma che avrebbe consentito nei mesi estivi di collegare Macomer e Bosa. Andiamo sull'articolo a firma di Alessandra De Ida sulla Nuova Sardegna, pagina 49, dove viene raccontato l'annuncio della cooperativa Esedra, che gestisce la tratta del trenino verde appunto tra Macomer e Bosa, che i viaggi in programma nella tratta saranno sospesi a causa di un problema lungo la linea. I viaggi sarebbero dovuti riprendere a pieno ritmo a partire da mercoledì 19 giugno sino al mese di ottobre, ma pochi giorni fa, racconta De Ida, è arrivata la segnalazione da parte dell'ARST che lo scorso 28 maggio c'è stato un incidente provocato probabilmente da un mezzo pesante che ha spostato la tramvata metallica del ponte su cui passava il treno, rendendo quindi non percorribile la ferrovia. All'inizio si era pensato che si trattasse di un problema di poco conto, risolvibile più o meno in 10 giorni, tuttavia però dopo i primi rilievi si è capito che l'intervento da fare era molto più importante e di conseguenza la cooperativa si è trovata a dover disdire tutte le prenotazioni ricevute e a rimborsare tutti i clienti che avevano già acquistato i pacchetti viaggio proposti. Tratta di un grave ennesimo stop che si spera possa essere il meno lungo possibile, anche perché secondo quanto riferito anche dal sindaco di Macomer Riccardo Uda c'è una totale sintonia tra ARST, Fondazione Trenino Verde e i vari comuni dell'area per cercare di risolvere quanto prima questa situazione. Però, come detto, non è la prima volta che il servizio viene interrotto. Nel luglio del 2021 la linea era già stata fermata a causa del devastante incendio scoppiato nel Montiferru che aveva distrutto migliaia di traversine in legno. Anche in questo caso, conclude De Ida all'interno del suo articolo, si è trattato di uno stop forzato e prolungato con conseguenze che sono state molto negative sulla stagione turistica e sugli operatori. E rimaniamo sempre sulle pagine della Nuova Sardegna, precisamente a pagina 5 nell'articolo a firma di Luigi Storiga, perché viene raccontata l'emergenza causata dalla mancanza di sangue nelle strutture dell'isola che si occupano di rifornire i tanti pazienti che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni a causa dell'elevata presenza in Sardegna di pazienti talassemici. Il problema è sempre quello, alla faccia di chi dice che in estate poi tutto si ferma, i problemi non esistono. Con l'arrivo di tantissimi turisti la popolazione ovviamente raddoppia e le scorte che sono presenti in Sardegna non sono sufficienti a rispondere a un'offerta così elevata, tanto che potrebbero essere a rischio anche alcuni interventi chirurgici. L'appello quindi da parte di Petromanca, responsabile del centro trasfusionale di Sassari, ma in generale di tutte le associazioni che si occupano di monitorare l'andamento delle donazioni di sangue dell'isola, chiedono un maggior impegno dai donatori e anche dalle persone che non sono donatori ma che potrebbero diventarlo, garantendo delle scorte adeguate a rispondere a questa emergenza. Mancano all'appello i più giovani tra i donatori e c'è ancora poca sensibilità nella fascia che va dai 18 ai 25 anni, anche perché le informazioni sono troppo carenti e molto spesso appunto non si sa bene neanche dove bisogna andare per riuscire a sapere dove poter donare il sangue. Per chi avesse bisogno di informazioni su come effettivamente donare, potete andare sul sito della vostra ASL di riferimento, dove appunto trovate tutte le informazioni sui centri che sono attivi, dove potete recarvi a donare, anche se come in questo caso potrebbe essere addirittura la prima volta. E oggi è l'ultima puntata della settimana e parliamo anche un po' di sport, perché ieri si è tenuta a Cagliari alla Unipol Domus la conferenza stampa del direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato, che annualmente fa un punto sulla stagione dei rossoblù programmando anche la stagione prossima. Bonato è una persona che parla pochissimo, non troverete tante sue interviste, l'unico momento in cui si rapporta con i giornalisti è appunto la conferenza stampa di fine stagione. Comunque, entrando nel vivo di quello che ha detto, vi racconto un po' dei punti salienti dall'articolo a firma di Roberto Pinna su 131. Sicuramente il fatto che ci sarà un investimento nel mercato per cercare di rafforzare il Cagliari, cercando di mantenere alcuni dei giocatori più preziosi della rosa, come ad esempio Dossena, Lovumbo ed altri, puntando a trovare dei giocatori che siano un valore aggiunto soprattutto in attacco. Gran parte del mercato sarà deciso con l'arrivo del nuovo allenatore, che sarà probabilmente al 99% Davide Nicola, con il quale si aspetta di concludere appunto le trattative con l'Empoli per poi firmare quel contratto che lo legherà a Cagliari probabilmente per i prossimi 2 anni.
E un'ultima segnalazione a tema sportivo: nella giornata di mercoledì si sono conclusi gli europei di atletica leggera in corsa a Roma, dove l'Italia ha fatto man bassa di medaglie. A partecipare a questa festa è stato anche Filippo Tortu, che ha vinto la medaglia d'argento nei 200 metri e la medaglia d'oro nella staffetta 4% corsa anche dall'oristanese Lorenzo Patta. Oggi sulla Nuova Sardegna, pagina 57, trovate l'intervista di Andrea Sini a Filippo Tortu, dove viene raccontata l'esperienza degli europei a Roma e si raccontano i principali passaggi che lo porteranno alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella quale cercherà di riconfermarsi con la staffetta, che è appunto campione olimpica in carica, e provare magari l'assalto a una medaglia olimpica nei 200 metri. E questa era l'ultima notizia di oggi e anche della nostra settimana. L'appuntamento è da lunedì a partire dalle ore 8. Se volete recuperare questa puntata la potete trovare all'interno del canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Come detto, quindi noi ci sentiamo lunedì. Un saluto da parte mia e da tutta la nostra redazione, con l'augurio di un buon weekend. Buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro d'insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.